E fin dal primo momento abbiamo deciso di scommettere su un grande investimento. Si tratta del più grande rilevatore di onde gravitazionali al mondo, che avrà, immagino per i 30 anni successivi alla sua realizzazione, l'unicità da attrarre tutte le comunità scientifiche del mondo verso la Sardegna. Questo significa realizzare nell'isola un attrattore che non è più un attrattore turistico legato all'economia delle coste, ma che riesce a restituire alle zone dell'interno un'immagine di ecosistema favorevole per gli investimenti in termini di ricerca, innovazione e sviluppo, che può lasciare benessere, valore e ricchezza a questi territori. La Regione fin dal primo momento ha dato la disponibilità di uno stanziamento di 350 milioni di euro, ma siamo pronti a ragionare per l'infrastrutturazione di tutta l'area in maniera tale che il territorio sia pronto ad ospitare tutti coloro i quali, in base alla realizzazione, avranno necessità di raggiungere la Sardegna, di stazionare, soggiornare in questi luoghi e trovare tutto ciò che serve per poter stare e lavorare in un territorio meraviglioso. Ora restiamo in attesa che la procedura a livello comunitario si definisca. Noi abbiamo già realizzato tutto ciò che era indispensabile. Pensiamo di aggiungere con i progetti Archimedes e Faber, che sono già in essere insieme all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e all'Istituto Nazionale di Vulcanologia, degli elementi scientifici ulteriori perché il sito, che già naturalmente ha i requisiti migliori, sia ancora più allettante per la realizzazione. L'idea di poter in Italia, nel luogo perfetto, non lo dice Anna Maria Bernini che non capisce niente, lo dice Giorgio Parisi, Nobel per i sistemi complessi, dice c'è un unico posto in Europa dove Einstein Telescope troverebbe la sua culla ideale e questo posto è la Barbagia, ha un indirizzo di residenza. Barbagia, Lula, miniera di Sossenato. Ma se lo dice Giorgio Parisi ci dobbiamo credere, no? Io ci ho creduto subito. Ci ho creduto subito anche perché l'idea di portare qui, in un luogo a cieli pulitissimi, lo definiscono il luogo più quieto, più silenzioso e a minore rischio sismico che si possa pensare per un'infrastruttura così sensibile, così innovativa. Pensate, un'infrastruttura che è in grado di avanzare di 1000 anni lo studio, questo ce l'avevo detto al CERN di Ginevra, lo studio dell'universo profondo, di cui noi conosciamo il 5%. E il restante 95% è ancora tutto da scoprire. E da qui potremmo cominciare a scoprirlo.